Ricoverato nella notte il primo paziente di terapia intensiva del Covid Hospital di Jesolo. Il reparto è stato infatti riattivato con 4 posti letto che si aggiungono a quelli disponibili nelle 2 sezioni di malattie infettive dove sono ricoverate 30 persone. Non è la pressione ancora di marzo e aprile, abbiamo aperto ieri sera 4 posti letto di terapia intensiva, vi ricordo che ne abbiamo 14, quindi ne abbiamo aperti i primi 4. Abbiamo accolto stanotte il primo paziente che proviene da un ospedale non della nostra azienda, perché come sapete tutti i posti letto di terapia intensiva hanno una fortissima regia e monitoraggio per garantire a tutti i cittadini che ne hanno bisogno di questo setting assistenziale il posto. Noi in questo momento abbiamo dei positivi che però stanno bene. Noi li chiamiamo asintomatici o paucisintomatici. Nel nostro piano aziendale noi abbiamo l'attivazione graduale dell'ospedale di Jesolo, stiamo mantenendo su San Donà e Portogruaro le attività ordinarie. L'azienda sanitaria ha anche preso accordi con la casa di cura Rizzola che metterà a disposizione 20 posti letto di malattie infettive. Altri ancora sono attivi alla casa di riposo Stella Marina di Jesolo, dove sono presenti alcuni pazienti dimessi dal Covid Hospital che necessitano ancora di assistenza prima del rientro a casa. Il controllo verso le case di riposo è massimo. Dai prossimi giorni partirà il nuovo sistema di controllo, di screening, che prevede che tutti i dipendenti delle case di riposo siano sottoposti ogni 7 giorni ad un tampone rapido.